Vediamo chi è il più veloce. Ciao Don Miguel. Ciao Carlo. Ciao a tutti ragazzi. Come state? Spero tutto bene. Ciao Giorgio. Ciao Mauro. Ciao a tutti ragazzi. Bene, meno male, meno male. È la prima volta, una delle prime volte che faccio una live serale. Ciao Christian. Perché è stato un casino oggi? Che è successo? Ciao Riccardo. Hai visto Christian? Succede poche volte, ma succede. Era un bel po' che non portavo una live. Era decisamente un bel po'. Ciao Icnos, beato te. Beato te. Te la passi molto molto bene allora. Ciao Roberto. Sta cazzo, le osse, scusate ragazzi. Ciao Dani. Ciao Giorgio, ciao a tutti ragazzi. Come sempre, come ogni live, non ci sarà un argomento cardine, quindi a domanda sarò più che lieto di rispondere. Ciao Zares, anzi mi fa pure piacere la vostra presenza, dato che è quasi ora della partita, invece state qui. Cosa ne pensi delle critiche che ti hanno fatto nel video del mercato che farai del Cagliari? Penso che sia normale, ognuno ha la propria visione del mercato. Non è un problema il fatto che una persona non la pensi come me, perché poi appunto, ciao Gigi, la visione del mercato è soggettiva, quindi ci sta. Poi la critica principale che mi è stata fatta era il fatto di aver venduto Pavoletti, però sapete che a me Pavoletti non piace, in particolar modo dopo 2 rotture del crociato, una dopo l'altra, non mi sembrava logico tenerlo e quindi ho deciso di venderlo, ma l'avrei venduto a prescindere, Quindi principalmente le critiche si basano su quelle, quindi non gli do più di tanto peso, ecco. Devo baciare la mia ragazza, è stato difficile, siamo dovuti andare in un posto dove non c'era gente, e la Madonna, addirittura. Non faccio pronostici, Dani, anche perché non è una partita che mi interessa, sinceramente. Ciao Gianluca! Ciao Gianluca. Come lo vedi Pirlo allenatore della Juve? Non lo so, sinceramente non lo so. Non ne ho idea. Tanto alla Juve può pure sta senza allenatore, perché tanto c'ha 11 capocce che pensano, quindi l'allenatore influisce poco per come la vedo io. Su quello non ero d'accordo nemmeno io, ma non sei stato l'unico a non essere d'accordo. Però, ripeto, secondo me Pavoletti è un elemento di cui ci possiamo tranquillamente privare. Non è indispensabile. Ma ti pare che dobbiamo riprendere Murru? Mamma mia. Non mi ci fa pensare, Giorgio. Quanto hai goduto ieri? Ma io sinceramente non godo ieri, regà, a me non mi sta sul cazzo la Juve. Cioè, non mi sta per niente sul cazzo la Juve. Mi è veramente indifferente. Non la odio, non godo se perde. Me ne frega un cazzo a me da Juve. Di Francesco ti piace? Sulla carta sì. Sulla carta sì. Novità sul calciomercato del Cagliari, penso che la notizia più eclatante sia lo scambio. Oh, non c'avevo la tosse fino adesso mi è venuta. Lo scambio Cragno con Godin e Nainggolan, quella sia la cosa più eclatante.
Per me ogni mercato che farei dove non si compra Bonifazzi è valido, anzi Bonifacio. No, per carità. Ciao Roberto, domanda secca subito. Berardi del Sassuolo al Cagliari, visto che abbiamo Eusebio, come lo vedi? A me piace una cifra. Non sarebbe male, non sarebbe per niente male. Ciao Mammiro, è il tuo vero nome? Ovviamente no, ovviamente non è il mio vero nome. In Champions si tifano gli italiani. Si dovrebbero tifare le italiane, ma a me sinceramente me ne sbatte talmente il cazzo. Cioè, qualsiasi squadra giochi, se vince, perde o pareggia, a me mi importa quello che fa il Cagliari. Poi quello che fanno gli italiani in Champions, sti cazzi. Magari ci prendiamo Linetti. Non sarebbe male. Di Francesco non basta, altri due terzini buoni. Sicuramente la rosa va rifatta. Sicuramente. Ciao France, un bacione. Come lo vedi Mancoso al Cagliari? Molto fuori ruolo, decisamente fuori ruolo. A meno che Di Francesco non giochi col 4-2-3-1, che lì lo puoi mettere trequartista, perché se no fai fatica a trovare un collocamento a Mancosu. O lo fai giocare a mezzala, mm, o se no non trova spazio nel 4-3-3, perché sinceramente come ala non ce lo vedo. Ti ricordi mesi fa che io in una live ti avevo parlato di Godin? Ma chi se lo ricorda? Chi se lo ricorda? Non succede, ma se succede, ma che palle. Io sinceramente non so se sperarlo o meno, c'ho veramente dei fortissimi dubbi riguardo a Godin. E importa che cazzo mettiamo? Penso che se Cragno vada via, la prima opzione sia Sirico. E sinceramente mi piacerebbe, farebbe un bel effetto vedere Sirico con la maglia del Cagliari. Speriamo arrivi Diego Godin, molto amico anche di Nandez. Sì, sarà pure amico di Nandez, però cioè, non lo so, non lo so. Godin a me non mi convince, mettiamola così. C'ha dei pro e dei contro questa cosa. Ma dobbiamo dare via Pellegrini. Pellegrini è già andato via, è tornato alla Juve Pellegrini. Ciao Fabri, un bacione. Se scambiamo Cranio per Nainggolan e Godin, chi mettiamo in porta? Probabilmente è Sirigu la prima opzione. Ciao Ale, ciao Descrox. Un bacione pure a voi. Credo che il Cagliari punterà su Sirigu qualora Cragno vada via. Guardi la partita in live? No, non guarderò proprio la partita. Bisogna liquidare subito Cacciatore e fare... Cacciatore è già liquidato, perché non ha rinnovato col Cagliari. Quindi, se non mi sbaglio, dopo la partita con la spalla se ne andò. Faragò bisogna trovargli una collocazione che non sia il Cagliari. Magari qualche no promossa, qualche altra squadra. Esagerato. In che senso esagerato? A me piacerebbe Juan Jesus. Non ha mai dimostrato granché, eh. Florenzi sarebbe bellissimo, però non lo so. È uno andato, Faragò, chi lo diamo? Dobbiamo dare via anche Ionita e poi gli altri, ce ne sono un bel po'. E ora poi a te. Pisacane e Clavan, a malincuore Pisacane però. No, Mattiello penso che verrà riscattato, quindi. Florenzi sarebbe tanta roba. Vicari, beh, forse è uno dei pochi della spalla che si salva. Uno dei pochi che si salva della spalla. E mo non so se c'è l'altro Giorgio, no? Giorgio Scanu, che anche lui confermerà che Vicari già è un'altra cosa. Infatti, vedi?
Vedi? Ma guarda, io vedo pure Ceppitelli, cioè io sarei proprio per rifarla completamente sta difesa, ripartirei giusto da Carboni e Valujevic, perché per il resto, per carità, per carità. Io ti parlai pure di un ritorno di Murru, avevo immaginato che il Cagliari lo ricercasse. Io sinceramente De Murru ne farei tranquillamente a meno. Cioè non ha senso riportarlo a Cagliari. Cioè, ha senso per la questione liste, chi ha giocato nella primavera del Cagliari, eccetera. Ma funzionalmente parlando è inutile Murru. Cioè, a sto punto mi tengo Lico Giannis. Florenzi nel 4-3 di Francesco o può fare il terzino o può fare l'ala. Che poi lui nasce da ala, poi venne abbassato esterno e poi a terzino. Il portiere Vicario. Il Vicario torna dopo il Perugia. Quando ha finito di fare la play out col Perugia torna. Faragosse gioca a centrocampo come esterno, rende, guarda partita contro la Juve, ha giocato benissimo, non come terzino destro. Lo sappiamo tutti che da esterno rende meglio da terzino destro. Il problema è che comunque rimane un giocatore che non è da Serie A, Faragò, parliamoci chiaro. Per quanto si possa impegnare, per quanto possa essere bravo, non è un giocatore da Serie A. Pure Birsa via, Pirlo alla Juventus. Un reparto difensivo peggiore di tutte le altre squadre, escluse Brescia, Lecce, Sassuolo e Spal. Mamma mia. Pereiro non mi convince, un po' lento. Ma sinceramente a me Pereiro quando l'ho visto mi è piaciuto. E poi abbiamo carenza di mancini, quindi serve Pereiro. Prendiamo Linetti e Vicari, così abbiamo Vicario Vicari e Linetti Ladinetti. Ammesso che Ladinetti non vada in prestito. So che sto dicendo una cazzata, ma io fare gol l'ho sempre visto come mediano. L'ho visto meglio come mediano. Basta, cioè abbiamo messo sto mondo e quell'altro a fare il mediano. Peccato che Jordan Lukaku non si sa neanche credo cosa ne pensi del Cagliari, altrimenti la penso come te, un buon difensore. Sarebbe secondo me un buon acquisto economico e che ti permetterebbe di avere comunque un buon giocatore a fare il terzino, cosa che non succede da parecchio tempo. È da tempi di Isla che non abbiamo un terzino adesso come si deve, esatto. E pensa che a sinistra stiamo messi peggio perché è dai tempi di Agostini che non c'è un terzino come si deve. Molti dicono Murru, Murru, ma a me Murru non mi ha mai convinto. Ti piacerebbe Clichy al Cagliari? Ma Clichy è vecchissimo. Clichy è vecchissimo, basta. Tu dici Gael Clichy? Perché se intendi lui penso che ci abbia, credo pure più di 35 anni. Pavo Ciolito, chi vedi titolare? Ciolito, 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 Ciolito. Non esiste, non esiste. Pavoletti via. Mi dispiace, io voglio bene, ma via. Via. Ciao Gabriele. Muru anche a me interesserebbe, ma come riserva, molto meglio Lico Giannis, ma insomma, tra tutte e due non è che brillino proprio, eh. Murru non ha mai dimostrato niente, mai. Ogni anno si diceva quest'anno Murru esplode, ma non ha mai combinato un cazzo. Ma pure alla Samp non è che abbia fatto chissà che, eh. Cioè, Lico quest'anno mi ha stupito. Post lockdown, Lico è stato uno dei migliori. Post lockdown ha stupito anche me, perché non me l'aspettavo. L'ho sempre blastato nei peggio modi e invece ha giocato bene.
Murro alla Samp con Giampaolo mi è piaciuto, ma la Samp di Giampaolo in generale giocava bene, ma presi singolarmente quei giocatori, tolti 2-3, non è che facessero faville. L'importante è non arrivare a rimpiangere Pellegrini. Purtroppo siamo messi malucci e ti dico la verità, forse è meglio che sia andata così. Finire al 14° posto così almeno Giulini apre gli occhi. Penso che dopo quella serie dei risultati negativi, se non avesse aperto gli occhi sarebbe stato grave, eh? Sarebbe stato molto grave. Lì gli occhi te li devi aprire per forza. Perché se non li apri sei tu che non li vuoi aprire. È brutto da dire, ma purtroppo ci è toccato arrivare a questo. Io ero in curva quando Caicedo ha segnato i supplementari. Ah, brutto. Penso io stavo in mezzo a due laziali. Te almeno in mezzo stai in mezzo ai cagliaritani, quindi poco male bestemmiavate tutti insieme. Io stavo in mezzo a due laziali, figurate. Carri era da esonerare da tempo. Al mercato invernale, come giustamente hai detto tu, bisognava prendere i difensori, non altri centrocampisti. Ma di questo ha fatto anche mea culpa Giulini in conferenza stampa. Però che tu fai mea culpa dopo me ne sbatte il cazzo se poi durante il mercato il direttore generale se ne esce dicendo che non c'erano difensori centrali degni per la difesa. Cioè, poi di tutto quello che cazzo te pare dopo. So che c'entra poco con il Cagliari, ma cosa ne pensi dell'esonero di Sarri? Come l'hai trovato come allenatore? Io ho sempre pensato che Sarri fosse inadeguato per la Juve. Non sto dicendo che è un cattivo allenatore, ma non è da Juve, è inadeguato, totalmente inadeguato. La cosa bella è che siamo in Italia, di difensori ce ne sono anche troppi in circolazione. Capito? Ma da quello che hanno detto Giorgio, però non meglio, da quello che ha detto Giulini, loro ci hanno provato comunque a intervenire sul mercato, però gli hanno dato tutti e due le picche e quindi giustamente, piuttosto che puntare su un centrale, hanno preferito spendere quei soldi su Gaston Pereiro, che per carità sarà sicuramente un buonissimo giocatore, ma non era quello di cui avevamo bisogno, ed è lampante come cosa. Si riparla ancora di Tonelli, vabbè, pure Tonelli, basta, basta, basta Tonelli. Ma il fatto che la stagione scorsa avevamo confermato Varane a salvezza non ancora centrata già è grave, esatto, anche quello ha influito. È stato rinnovato, che poi non è stato un rinnovo, è stato un prolungamento, perché se non mi sbaglio lo stipendio rimase sempre quello. Quindi fare un prolungamento a un allenatore che non ha dimostrato niente, se sta giocando ancora alla salvezza, non ha un gioco, cioè a che pro gli rinnovi il contratto? Non c'ha avuto minimo senso quella mossa. Infatti fatico ancora a capirla. Ma perché all'Inter non propongono Pereira anziché Nandez? Si potrebbe tentare. Probabilmente all'Inter non interessa Pereiro perché sennò penso lo chiederebbero. Cragno alla Roma per Perotti e Fazio io ci posso sta. Eh sì, ma devono dare pure un conguaglio. Perotti e Fazio, ok, ma mi devi dare un conguaglio. Solo loro, no. Hai già cenato? Sì, ho già cenato. Poi diciamocelo, hanno vinto con la Juve perché loro non hanno giocato, dai. Sì, cioè non è che hanno giocato, non hanno giocato da Juve, che è diverso.
Cioè vedi Maran alla Juve, il modulo che avevano con Sarri era sempre il 4-3-1-2. Sì, però le personalità erano un cicinin differenti. Ma un cicinin. Diciamo che Maran e Sarri a livello di personalità sono un pochino differenti. Gastón Ramirez è forte, ma il Cagliari se rimane in Angolan non ce lo vedo proprio. Non sarebbe male, perché io per esempio Gastón Ramirez lo amavo quando giocava al Bologna. Io ho un po' un feticismo per i mancini. Attualmente al Cagliari non lo so, dipende da come vorrà gestire la rosa di Francesco, chi mandare in prestito, chi cedere e quant'altro. Perché se no si crea sovraffollamento. Io sto cenando guardando te. Spero non ti vada di traverso la cena, allora, Cristian. Come la pensi di Pirlo che allenatore? Staremo a vedere, staremo a vedere. So curioso di vedere Pirlo come allenerà. Più che altro di vederlo in panchina. Di vederlo avere delle emozioni, ecco. Che risulterà molto strano perché a parte l'ultimo rigore del 2006 non mi ricordo mai Pirlo che faceva trasparire delle emozioni, quindi a me piace Caglion, chi è che non piace Caglion? Però penso rimarrà un sogno, penso che nemmeno ci proverà il Cagliari. Come vedi il Napoli oggi? Intanto ciao il primo. Non lo so, sinceramente non mi importa granché. Ieri quando ha segnato Depay ho esultato come un matto e quando è finita la partita, minchia che goduria. Io sinceramente non riesco a godere della Juve, cioè. Se a me la Juve perde, ma che cazzo me frega? Cioè, cosa mi torna in tasca a me? Non riesco proprio a esultare per le disgrazie degli altri. Cioè, disgrazie. Più che altro mi ha fatto ridere Bonucci che se ne è uscito dicendo che l'obiettivo l'avevano centrato. Però godere perché sono usciti dalla Champions, no. Non mi fa né caldo né freddo. Ti ricordi il cucchiaio di Pirlo contro Art? Non mi ricordo quello che ho mangiato a cena, figuriamo se il cucchiaio di Pirlo. Ma come hai visto ieri la Rub e non guardi il Napoli oggi? Ma ieri io non l'ho vista la Juve. Ieri la Juve me la sono messa come sottofondo, ma non l'ho vista. Certo che se la Juve cercava un motivatore e la motivazione che può dare Pirlo e lo specchio della sua vitalità sono messi bene, esatto, esattamente. Beh, Miro costa 9 milioni. No, Callejon non rinnova, quindi verrebbe a zero. Comunque il problema è l'ingaggio. Certo, Gri, che ti saluto. Ciao. Aspettate un attimo, mi è arrivato un messaggio. Farias ha rifiutato una squadra no spagnola, era coso. Era tipo araba la squadra che ha rifiutato. Come la testa potremmo prendere Longo. Sì. Aspetta. Aspetta. Come terzino sinistro vorresti Padoin, basta adattati. Il gufaggio della Juve è qualcosa che solo il castellaio sardo può capire, perché vedi i suoi conterranei rubentini rosicare. Probabilmente, però, cioè, io per esempio odio la Roma, ma se la Roma esce dalla Champions o dall'Europa League, a me sinceramente me ne sbatte il cazzo. Cioè, che me frega a me? Io so più per pensare alla squadra mia piuttosto che gioire sulle disgrazie dell'altri. Capito? È quello il pensiero mio. Non ti piacciono le partite di Coppa? Sì, mi piacciono, me le guarderei pure, ma sostanzialmente me ne sbatte il cazzo, ecco. È quello il principio. Ciao Miro, il Cagliari dove potrebbe arrivare in classifica l'anno prossimo? Non te lo saprei dire. Penso che quest'anno nemmeno uscirà il video della classifica perché
con un campionato che comincia praticamente subito, le squadre che avranno praticamente una settimana e mezza dopo l'inizio del campionato, con ancora il mercato da dove fa, non si sa, non si sa. Mancosu se non arriva Ramirez. Ripeto, sono due giocatori che se giochi col 4-3 non gli puoi trovare ruolo. Ciao Salvatore. Entra come sponsor l'Adidas. Non si sa, ragazzi. Io sto cercando di capire qualcosa per quanto riguarda Adidas, Macron, eccetera, ma ancora non sono riuscito a capire. Per adesso stiamo ancora con Macron. Era trapelata sta cosa del Cagliari che volesse iniziare un contratto con Adidas, però bisogna capire bene che tipo di contratto, perché se è un contratto di sponsorizzazione semplice, ovvero di maglie da catalogo, tanto vale rimanere con Macron. Se invece l'Adidas svilupperà dei kit appositi come avviene per diciamo le grandi squadre, allora si può fare. Perché se è un contratto di sponsorizzazione normale nemmeno ci pagano, quindi non ne vale la pena. Sì, per carità, Ale, se fa peggio con la classifica, però un minimo di base realistica ci deve essere, ecco. No, no, non è ufficiale l'Adidas, Ale, non è per niente ufficiale. Io infatti non, più che altro non si legge proprio più una notizia. Era uscita a metà luglio e adesso il vuoto, il nulla, non si sa. Cagliari Soleb Repchuk, ho saputo. Repchuk, non so come si dice. Ho saputo, ho saputo. Non lo conosco, quindi non posso dare giudizi. Scusate un attimo, eh. Un attimo solo. Ecco. Stanotte spero passi il Napoli. Vedremo, vedremo. Ammiro, contento che il Basilea sia ai quarti di Europa League. Sono molto contento. Sono molto molto contento, anche perché contro l'Eintracht non era detto, eh. Contro l'Eintracht non era detto che passasse. Quindi sono molto molto contento. Kluivert sarebbe divertente a sinistra, ma non ci verrà mai. C'ha la possibilità di giocare alla Roma, te pare? Io sono curioso, si parla di Riccardi della Roma, ma c'è pure la Fiorentina dietro. Riccardi è giovane, Riccardi è molto molto giovane. Tra l'altro si può dire praticamente che è un mio vicino di casa, perché abita tipo 4-5 vie davanti a me. Però è giovane, cioè punterei di più sul settore giovanile nostro. Non te soffocare, Michela. Santa Maria, mai sentito. Mai sentito Santa Maria. Magari puntare su Latinetti. Io punterei di più sui nostri di giovani. Tanto abbiamo visto che comunque possono cavarsela, quindi.
Io non li conosco quelli della primavera, cioè conosco quelli che hanno esordito, quindi Marongiu non lo conosco. Santa Maria è un centrocampista 95 dell'Angers, e niente male. Passaporto? Secondo te quelli della primavera li manderanno in prestito o qualcuno lo teniamo? Spero che qualcuno venga tenuto, perlomeno almeno uno di quelli che ha esordito sti giorni, cioè 6 giornate spero rimanga. Pin è tornato dal prestito con l'Empoli, essendo l'Empoli uscito dai playoff purtroppo contro il Chievo. Infatti spero che stasera il Chievo prendi una di quelle sveglie dallo Spezia che se lo ricordino fino a quando non vanno a dormire. Dicono che sia il nuovo Kanté e troppe ne hanno dette dei giocatori che dovevano essere nuovi altri giocatori. Sederra ancora non è tornato, sta ancora al Chievo. Però appena esce il Chievo da playoff torna. Madò, spero proprio che perde, guarda. Lo spero con tutto il mio cuore. Ma lo spero tantissimo. Aspetta, gufare è un conto, essere felici e godere perché perdono è un altro. Io tendenzialmente non è che so felice se il Chievo perde. No, 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 c'hai ragione, c'hai ragione. E io ce l'ho col Chievo, ecco. Svelato il messaggio, io ce l'ho col Chievo. Io godo col Chievo. Tutti con la Juve, io col Chievo. Oh, mi stanno proprio sul cazzo, non gliela faccio. È più forte di me, il Chievo proprio io non lo sopporto. Una squadra inutile. Harry Potter de merda. Il Chievo vince anche oggi e torna in A, ma magari rimane in Serie B, ma magari va fallito. Ma magari va fallito, guarda. Che schifo. Oh, Christian, a me mi sta proprio sul cazzo perché c'è una squadra inutile, una squadra veramente inutile. Torna pure Cerri, quello sì. Quello sì. Si odiano Napoli e Sassari. A me Napoli e Sassari mi sono indifferenti. Ciao dottor Bococco. Il Chievo è la squadra più superiore in B e pensa che è arrivata solo ai playoff. Pensa un po' che polli. Pensa che polli che so. L'Empoli ha avuto un tracollo bestiale perché con la squadra che c'avevano arrivava per rotto della cuffia ai playoff e poi uscì col Chievo. No. Il Benevento c'ha uno squadrone per la Serie B. A me sinceramente Sassari sta indifferente. Rispetto a quelli che tifano Torres, sicuramente non quelli che tifano le strisciate. Esatto, esatto. Chiavo a Verona. Pensa te se il Sassari approdasse in Serie A, giocheremmo un derby anche noi. Sarebbe bello giocare un derby. Cioè, per voi è un derby, per me no. Io il derby già ce l'ho. Non ti è piaciuto Chievo Empoli, Godo. Ma non l'ho vista, mi sono arrivate le notifiche. Già che l'Empoli si è mangiato 2 calci di rigore, cioè, lì meriti di perdere. Ha meritato di perdere l'Empoli. Cioè, te mangi 2 calci di rigore, sei in testa di cazzo.
La Riomma è la Roma o il Frosinone? La Riomma è la Roma. Ok, comunque le rivali classiche del Cagliari sono Napoli e Sassari. Sì, vabbè, quello lo sappiamo. Però io non le odio. Leven- Lei addirittura, ma non me dà del lei. Ti pare che mi dai del lei? Dammi del tu, me dà del lei. Pensi che per la prossima stagione il Cagliari debba evitare di fare i proclami come al solito? Ma non si tratta, cioè non è tanto fare i proclami o meno, perché tanto se vengono fatti o no, noi sappiamo qual è l'obiettivo. Il fatto è che bisogna gestirla bene la squadra. Per adesso un allenatore decente, cosa più unica che rara, è stato preso. Adesso bisognerà mettere in condizione quell'allenatore di poter far bene. E lì sta tutto in mano alla società. Poi i proclami si possono fare come si possono non fare, però l'obiettivo lo sappiamo tutti. L'obiettivo è l'Europa. Che poi magari quest'anno famo pure peggio del solito. Ma non c'è bisogno, dottor Bococco, basta che mi dai del tu. Va benissimo del tu. Mi puoi rispettare anche dandomi del tu. E poi per rispettarmi basta non mancare di rispetto, quindi non devi fare chissà che. Dopo l'Eccelso, il principe che con quei riccioli sembra un nobilotto. Li sto a perdere, zitto, e me sto a stempià. Sto diventando stempiato. Guarda, guarda. Zitto, va. Una volta ero pieno dei capelli, una volta. Anni e anni or sono. Mo me sto a stempià. Divento come Andrea. Io se rido per la Roma è solo per un certo youtuber con la capoccia pelata che mi sta antipatico. Credo di aver capito cioè di chi parli. Benvenuto nel club. Pure te sei pelato, Sarrischi? Perché poi lo dico Sarrischi? A te sembra un surfista. Addirittura. C'ho il fisico da boa, non penso che posso fare surfista. So basso e largo, quindi non so quanto possa essere un surfista. Fratello di calvizie. Ti piace Kong dell'Udinese? Non è uno di quelli che mi ha entusiasmato dell'Udinese, diciamo. Tanto l'ha fatto Fabrizio il nome, Ale. Venti pelato. Cioè sei pelato da quando c'hai 20 anni, presumo. Ho il fisico da boa, appunto. Fofana sarebbe tanta roba. Sì, io sono un tappo. Cioè, siamo dei tappi, sia io che Andrea. Siamo dei tappi. Strazio di Roma è carino. Ho beccato il pezzo di ghiaccio. Quanto è buona l'acqua ghiacciata, raga? È buonissima. Se il Chievo prende una sveglia, festeggiamo. Non sarebbe male come cosa, ecco. Non sarebbe per niente male se il Chievo prendesse una sveglia.
Vabbè, quindi Cragno che lo vuole la Roma, cosa dici? E Cragno lo vogliono un po' tutte. Tra l'altro la Roma, io avevo sentito che puntava di più su Gollini, però Gollini si è rotto, quindi potrebbero puntare su Cragno. Io spero che non vada alla Roma. Scusate. Spero proprio di no. Mi rivolgo a tutti i presenti, perché non vi fate i Discord così facciamo le live in chat vocale ogni tanto? Ah, è vero, perché io mi ricordo sempre di spammarlo. Per chi vuole, per chi ha Discord, sotto in descrizione può trovare il link per unirsi al gruppo di Discord dove ogni tanto ci mettiamo a chiacchierare per chi fosse interessato. Poi può trovare anche il link di Telegram, quindi poi tutti i vari social e cazzi e mazzi. Sogna, il Chievo vince tranquillo ed elimina pure lo Spezia. Ma non è un problema, a me basta che non sale in Serie A. Poi se sale in Serie A, amen, retrocederà un'altra volta. Telegram non funziona più. E allora aspetta che invio il nuovo link. C'è il nuovo link. Il link vecchio. Vabbè Ale, puoi entrare su Discord pure da PC, mica per forza da telefono. Ciao DM. Sto link del gruppo. Probabilmente starà laggando, credo. Immaginavo. Immaginavo che laggasse. Immaginavo. Vabbè, dato mo lo prendo da telefono e lo copio. Più che altro, di solito dai cinesi ce l'hanno quei cuffie un pochetto di merda che hanno la doppia uscita, che hanno il jack verde e il jack rosa. E potresti trovare tranquillamente lì un paio di cuffie se c'hai la possibilità di prenderlo. Andrei a vedere merde giallorosse Cagliari quest'anno? Credo di no. Credo proprio di no. Essendo disoccupato, non c'ho entrate che mi possano permettere di pagarmi lo stadio. Quindi penso che quest'anno la trasferta salti, purtroppo. Allora, intanto questo è il link del canale Telegram per chi vuole unirsi. Fammi vedere se qua mi compare che l'ho mandato. Sì, ok. Per chi vuole unirsi al canale Telegram può unirsi tramite il link che dovrò cambiare perché quello nella descrizione, non so per assurdo motivo, non funziona. Una cufata fuori dallo stadio ci sta comunque. Ma farsi il viaggio per rimanere fuori dallo stadio non mi pare manco il caso, capito? Mo io non so se tu c'eri a ottobre quando c'è stato Roma-Cagliari, però quando ci sono andato, volano cose qui, mi è capitato che alcuni mi riconoscessero e mi ha fatto un effetto stranissimo. Mi ha fatto veramente un effetto stranissimo il fatto che mi abbiano riconosciuto. Il Chievo sta vincendo 1-0, a furia di nominarlo gli abbiamo portato fortuna e dire che è solo il sesto minuto. Vabbè, cioè, proprio perché è il sesto minuto ancora. A voglia a te. Ma io i filtri. Ah, stanno qui. Ho visto il videoblog che hai fatto. Ah, ok.
Hai sorpassato i 2000 iscritti, te le sei sbattuto le palle, hai visto, sì? No, però, cioè, mo a parte gli scherzi, devo essere sincero, c'è stato pure un gruppo che mi ha detto che mi avrebbero contattato per farmi sapere di un tipo un Cagliari Club qui a Roma, però poi non mi hanno più contattato. Però anche solo il fatto che alcuni davanti a me hanno tipo mezzo dubitato, ma sei Miro, ma sei tu Miro, gente che mi ha riconosciuto, è stata veramente una soddisfazione. Il Chievo vai là e tu attacchi. E vabbè, ritornerà in B l'anno che vai, l'anno che si gioca là, qual è il problema? Voglio Pordenone uno Spezia in Serie A. Sarebbe bello, sarebbe molto bello. Gente del Cagliari ovviamente. Comunque io stavo nel settore ospiti, ovviamente gente del Cagliari. Trovo sempre una scusa a cosa? No, dai, obiettivamente il Chievo ha fatto un botto di Serie A, sempre ben figurato tranne le ultime stagioni. Sì, ma nulla toglie al fatto che sia una squadra inutile. Cioè, parliamoci chiaro. Mo non è per cattiveria, ma è una squadra inutile. Cioè, non so voi, ma a me vede il Bentegodi quando gioca al Chievo mi mette una tristezza atroce. Atroce. Se per esempio il Chievo ci avesse uno stadio come per dire il Tombolato o quello dell'Entella, la cosa cambierebbe da così a così. Ma perché c'hanno utilità il Chievo? Più o meno è all'incirca. Cioè, Verona c'ha tre squadre. C'ha l'Hellas, il Chievo e l'Avercomp Verona. No, il Sassuolo è già diverso. Sassuolo comunque è una cittadina. Il Sassuolo è una cittadina che sta in provincia di Modena, mi pare. O di Reggio Emilia. Però mi pare in provincia di Modena sta Sassuolo. E già va bene. Ma Chievo è un quartiere. Come cazzo fa un quartiere a giocare a livelli simili? Cioè, ma pure in Serie A non raggiungono i 5.000 tifosi. In Serie A non raggiungono i 5.000 tifosi in uno stadio che ne ospita, penso, 35.000. Cioè, nemmeno un settimo dello stadio ricoprono. Esatto, io mangio solo Bauli. Vaffanculo. Vaffanculo a Paluani. Mo vado a vedere quanti abitanti c'ha Chievo. Cioè, è come se salisse in Serie A al Trastevere. O il Pian Due Torri, che è la squadra della zona mia. Chievo. Chievo, quartiere Verona.
C'ha 4.500 abitanti, c'ha 4.500 abitanti, ma dai, su, non lo so, cioè, 4.500 abitanti, ma dai, su. Ma cioè, per carità, è bello vedere squadre piccole raggiungere la Serie A. È bello, una volta, due, massimo 5 volte. Dopodiché mi hai sbragato al cazzo. Dopo mi hai sbragato il cazzo. Che ci rimani a fare in Serie A? Cosa porti al campionato? Però il fatto che sia un quartiere dovrebbe farti capire la difficoltà che hanno sorpassato nel 2001 per salire in Serie A, impossibile. Ma non è la squadra del quartiere, è diventata una squadra professionistica. Però è comunque la squadra di un quartiere, cioè nel senso rappresenta il quartiere Chievo, però è diventata una squadra professionistica grazie a quell'Harry Potter di merda. No, no. Christian, te sbaglià. Cioè, il Chievo che fa più tifosi dell'Hellas, ma manco se te svegli sudato. Non esiste proprio. Penso non ci sia stata mai una partita in cui abbiano fatto più tifosi dell'Hellas. Pure se era un derby in cui il Chievo giocava in casa, non avranno mai fatto più tifosi dell'Hellas. Il veronese vero tifa Verona, non tifa Chievo. Esattamente Ale, esattamente. Mo io non so se Rayo Vallecano sia la squadra di un quartiere di Madrid, però se è così, sì, più o meno sì. Ma quale pieno, ma quale pieno? Ma quale pieno? È vuoto, è vuoto. È vuota la curva, è vuoto lo stadio, è vuoto tutto quando c'è il Chievo, è vuoto tutto, tutto. È vuoto tutto. Allora sì, stessa cosa vale per Rayo Vallecano allora. Stessa identica cosa vale per loro. Io non dico il sold out, però guarda la differenza tra l'Hellas e il Chievo. Pure tra Roma e Lazio c'è un distacco enorme, perché sono molti di più i tifosi da Roma e da Lazio, ma è tutta un'altra cosa rispetto a Chievo e Hellas. Tutta un'altra cosa. Esatto, Fabri, cioè alla fine è quello il discorso. Appunto che è una squadra di un quartiere li dovresti... Perché li dovrei capire? Perché mai dovrei capirli? Non stavamo a giocare in Serie D, cioè qua si parla di Serie A, campionati professionistici. Cioè una squadra di un quartiere non ci dovrebbe stare, punto. Mo che quello Harry Potter è un mago e è riuscito a fare miracolo, ok. Sono contento per loro, ma dopo un po' basta. Cioè capirli perché li dovrei capire? Cosa dovrei capire? Non so io a pialli per culo, per quello te sto di, se loro se facessero uno stadio, tipo il Tombolato del Cittadella, o se non mi sbaglio il Comunale dell'Entella, uno stadio adeguato alla tifoseria che tu puoi avere, la cosa cambierebbe da così a così e il Chievo, te giuro, non mi starebbe più sul cazzo, perché ridimensionerebbe la cosa.
Quindi secondo te cosa dovrebbero fare? Perdere a posto e c'era il posto ad altri? Ma è ovvio che non lo facciano, regà. Cioè io non sto di che devono retrocedere o cose simili, però secondo me non devono stare in Serie A per troppo tempo. Cioè a me mi stanno proprio sul cazzo, non li riesco a vedere io, più forte di me. E non sto di che io ho ragione, per carità. Non è che ci voglia aver ragione. Però vi sto a espone il mio pensiero. Però se tipo Christian viene a dire che la North Side è sempre piena, quando in realtà non lo è mai. Cioè a me, a pensare che ci stanno, per dire, una squadra che non è una big ma che ha i tifosi ma a flotte, la San Benedettese. La San Benedettese c'ha una delle tifoserie più belle. Mi stanno sul cazzo, però per dirvi, la Salernitana, per quanto mi possa sul cazzo, c'ha una tifoseria spettacolare. Sono sempre presenti, è sempre pieno la Rechi. Sempre. Cioè, ci stanno delle squadre anche che non siano di grandi città, che nonostante tutto hanno lo stadio pieno, pieno. Vabbè, il Foggia già comunque è una città, intanto lagga, non so perché stia laggando, vabbè. Comunque già il Foggia è una città, pure Salerno comunque è una città, però la tifoseria è era all'inizio era una favola, ma mo che favola è diventata? Cioè che favola è diventata mo? Che mo il Chievo è una favola. Ovviamente è tutto opinabile nel calcio di M, ovviamente. Ovviamente è tutto opinabile. Io infatti vi sto di semplicemente quello che è il mio pensiero. Cioè, secondo me il Chievo non è una squadra che può stare abitualmente in campionati professionistici. Poi c'è riuscita, per carità, buon per loro, sono contento per loro. Però secondo me non ce dovrebbero militare costantemente. E con questo non voglio dire che devono retrocedere per forza o cose simili, perché negli sport va avanti chi merita sul campo la promozione. Però secondo me a livello di tifoseria, a livello di tutto, è una delle squadre più brutte che ci possano essere. Questo è. Sì, però almeno hanno gli stessi tifosi anche in Lega Pro, sono sempre numerosi questi, neanche in UEFA arrivano ad avere tutta quella gente. In che senso, Fabri? Non ho capito benissimo. Sì, comunque parlano tutti di Foggia. Qua Foggia l'ha fatto 2 anni in Serie A con Zeman e poi Ciaone. DM no, no, no. Te sbaglia. Lo Zaccheria è pieno. Lo Zaccheria è sempre pieno. Sempre. Non te sbaglia. Guarda, il Foggia c'è una tifoseria che sta costantemente appresso alla squadra. Sono praticamente malati. Ma che c'entra? Non stiamo a parlare dei meriti sportivi, Cri. Te l'ho detto adesso. Te l'ho detto adesso che nello sport va avanti chi merita sul campo di andare avanti.
Quindi non sto a dire che il Chievo non merita di stare in Serie B solo perché ha fatto il coso. Io sto a dire che il Chievo, secondo me, per quello che ha attorno, tifosi, il fatto che sia una squadra di un quartiere e cose simili, non merita di stare in un campionato professionistico. Leggi tutto. Si parla. Sì, comunque parlano tutti di Foggia. Foggia ha fatto 2 anni in Serie A con Zeman e poi Ciaone. Il Chievo si è salvato 200.000 volte. Ma infatti non sto a parlare. Io ti ho detto, se una squadra merita di rimanere in Serie A per meriti sportivi, è ok. Ma io ti sto dicendo che secondo me, secondo il mio giudizio, il Chievo non è una squadra che può militare nei campionati professionistici. Perché il blasone di una squadra, volente o nolente, si misura anche dalla tifoseria. Per come vedo io le squadre di calcio, eh. Se secondo voi non è così, abbiamo due pensieri diversi. Ma non stiamo a parlare della sportività, di quando hanno fatto l'ultimo campionato. Non stiamo a parlare di quello, stiamo parlando di tifosi. Stiamo a parlare dei tifosi. Non abbiamo mai messo in mezzo il fatto che il Chievo sia qualificato in Champions League. Non stiamo a parlare del coso sportivo. Perché adesso il Chievo sta in Serie B, se sta a giocare playoff, e il Foggia è in Serie D, se non il Lega Pro. Stessa cosa la Salernitana, una stagione 99 e poi 0, solo Serie B. Però vatte a vedere le partite della Salernitana e vatte a vedere le partite del Foggia. Comparale con quelle del Chievo, ma non a livello sportivo, a livello di tifosi. A livello di tifosi. È quello che so di io. Ovviamente, Geralt, ovviamente. Aspettate un attimo, eh. Allora, guarda di Chievo Levski di Champions, il Bentegodi era pieno e non dirmi di no perché l'ho visto. E grazie al cazzo, Grima, che t'aspetti? È normale che in quella partita era pieno, perché una squadra di periferia, anzi una squadra di un quartiere che va in Champions per la prima volta, è normale che lo stadio si riempie. Ma negli anni a seguire, partite di Serie A che non siano state con la Juve, hai mai visto lo stadio pieno? Hai mai visto anche solo semipieno lo stadio? No, il Chievo non c'ha tifosi, non ce l'ha. Di cosa vogliamo parlare? Cioè, mo tu mi stai a parlare della prima partita che ha giocato il Chievo in Champions. Grazie al cazzo che c'erano i tifosi. Perché se non c'erano lì, a parte che poi tocca vedere quanti effettivamente che quelli che sono andati lì erano tifosi del Chievo, primo. E secondo, ripeto, grazie al cazzo. È normale, ma è normalissimo. Più che altro bisogna pensare ai tifosi. Pensate a quei poveri tifosi, per esempio, di Bari e di Palermo che vedono le squadre in Serie C, che amarezza. Il tuo discorso, infatti, ci sta tutto. Ho capito, per te il fattore tifo è imprescindibile. Porca troia! Non lo so. Il Foggia 2 anni e poi è sparito, ma perché il Chievo cosa ha fatto di eclatante? Esatto. Cosa ha fatto di eclatante il Chievo?
Regà, ma perché mettete in mezzo queste cose? Ma non stiamo parlando di merito, cioè, non stiamo a parlare del merito sportivo. Anzi, a maggior ragione che il Chievo si sia qualificato in Champions 10 e passa anni fa, quasi 20. Il Chievo si è qualificato in Champions 10-20 anni fa. E adesso non c'ha un cazzo di nessuno nello stadio. Il Foggia che ha subito non si sa quanti fallimenti, c'ha costantemente lo Zaccheria pieno. Io tifo più per Foggia che per Chievo. La Salernitana che si è fatto un anno di Serie A a malapena. Ma in Serie B e in Serie C c'ha costantemente la Rechi pieno. Io tifo per la Salernitana. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Ma veramente volete mettere a paragone il Chievo contro Foggia, contro Salerno? Sono cose che non sussistono, sono paragoni che non sussistono totalmente. Assolutamente sì, anche il Carpi è una squadra totalmente inutile. Il Sassuolo dovrebbe essere come loro, ma mi sta un po' più simpatico il Sassuolo. Devo essere sincero. Il Sassuolo mi sta un po' più simpatico. Il Carpi è comunque una città, perché Carpi comunque è una città. Però mi sa di più che altro il Carpi, nonostante sia una squadra di una città, mi sa di insulsa. Né carne né pesce, quelle squadre un po' così. Però almeno è una squadra di una cittadina. Idem Sassuolo. Però non, cioè, secondo me non potete mettere a paragone. Sì, ma infatti l'ho detto, a me il Carpi mi sta sul cazzo perché mi sa di una squadra che non sa né di carne né di pesce. Però è una cosa mia. Tu comunque sei tifoso del Cagliari non hai problemi di questo genere. In che senso? No, aspetta, Lea, qua c'è una precisazione da fare. Perché se il Chievo comunque merita sul campo di rimanere in Serie B e in Serie a me rode il culo, cioè io non è che dico deve lasciare il spazio a squadre con grandi tifoserie, però mi rode il culo vedere che una squadra che non ha tifosi militi in una categoria che non gli spetta sulla carta. Sportivamente anche sì, ma sulla carta non gli spetta. A me è quello che mi dà fastidio. Probabilmente, Christian, il mio discorso non ha senso, ma continuerò a pensarla così. Cioè, è più forte di me. Ti basi sulla tifoseria, non ha senso. E non ci avrò senso, che te devo dire? Io continuerò a pensarla così. Continuerò a pensarla così, non mi cambierete. Sono 24 anni che la penso così, quindi figuratevi.
Il Cagliari è una squadra storica, ha un botto di tifosi. Ma quello c'entra relativamente DM perché non è il fatto che io sia del Cagliari, non è quello. Perché se fossi stato un tifoso del Chievo, io sarei stato contento se la mia squadra giocava in A o in B, ma allo stesso tempo avrei avuto il raziocinio di pensare, poracci quelli che tifano squadre che hanno più pubblico, ma che nonostante quello militano in categorie più basse. Voglio provare a vedere una cosa, vediamo se c'è il dato online. Vediamo se lo riesco a trovare. Non lo trovo. So abbronzato. Intanto zitto zitto a Chievo ha segnato anche il secondo gol. Lo Spezia è deficiente. Deficiente lo Spezia. Ogni anno vai ai playoff, ci fosse una volta che giocasse bene, cazzo. Vabbè. Il peggio è per loro, mica per me. Sono loro che si stanno a giocare i playoff. Ho capito, Gri, sono deficienti. Ale, sono deficienti. Eh sì, è un po' come il Cittadella. Madonna, Cittadella. Madonna mia, ha preso gol all'ultimo secondo. Che cazzo di gol che ha fatto Ciano, regà. Porca troia. Camillone. Camillone è un grande, Camillone, io lo amo. Continua, io posso pure continuare a parlare del Chievo, cioè se vince non è che mi cambia tanto, eh. C'è sempre la finale comunque da fa poi. E alle brutte se sale in Serie A c'è tutto un campionato di A da fa, quindi non è un problema. Camillone Ciano, che giocatore. Che giocatore. È sprecato quell'uomo in Serie B. È sprecatissimo quell'uomo in Serie B. Esatto, esatto. Concordo con te, Ale. Concordo pienamente con te. Camillone era veramente tanta tanta roba. È tanta tanta roba Camillone. Mamma mia, io lo porterei volentieri a Cagliari, Ciano. Da tranquillo Cristiano, io rosico pure se sta in Serie B il Chievo, quindi consideralo come già fatto.
Beh, io non è che sto a litigare, io sto a discutere. E sto cazzo di mouse che va su. Colpo di tosse random. Ho finito pure l'acqua, vaffanculo. Devo andare a lavare i piatti. Ma l'Inter l'ha piazzato bene, Pinamonti. Ci ricava tipo 16 milioni, se non mi sbaglio, quest'anno dal Genoa. Furba. A quanto pare Ale e Cri guardano pure i live di Cartal, perché l'altro giorno ci siamo beccati in live. Ciao Brucideddu. No, non sto guardando la Champions League. Non la sto guardando. Non so manco che stanno a fa. Chi gioca oltre al Napoli? Non so manco chi gioca. C'è Barça-Napoli e... Che altro ce ne va? Il Bayern forse. Fammi andare a vedere. Hai i pantaloncini del CAI? No, c'ho i pantaloncini della K. Però so quelli normali della K. Ah, il Napoli sta a perdere 2-0. Ah, e c'è Bayern-Chelsea. Barcellona-Napoli 2-0. Lenglet e Messi. Il Genoa con Perin in porta. Con Criscito che corre per tutta la fascia e con un attacco composto da Jaco Falchi e Pandev a momenti retrocedeva anche quest'anno. Io ci speravo, ma giusto perché io più che altro spero che se ne vada al cazzo Preziosi. Ci sarete per i play-out? Non lo so, non lo so. Ah, tu intendevi i pantaloncini del Cagliari in genere? No, ho solo le maglie. Ho solo le maglie. Io pensavo che adesso. Se il Napoli poi deve fare 3 gol al Barcellona, vaglieli a fa, va. Se il Cagliari vince, ma io muoio già se ci andiamo in Europa League. Capirai, io sono nato poco dopo che il Cagliari andò in Coppa UEFA, quindi per me è un sogno l'Europa League. Morirei anche solo andandoci. Quando ci sarà Barcellona-Bayern Monaco, chi ti farà? Io Barcellona, ma nessuna delle due, non mi sta particolarmente simpatico a me il Barcellona.
2 gol con il 2-2 passa al Napoli. Eh sì, eh sì. Scusa, di che anno? Io so del 96. 1996. E io sono nato 2 anni dopo. Sono nato l'anno in cui ci fu poi nel 97 lo spareggio col Napoli. Cioè col Piacenza a Napoli. Sì, le live di Cartal so belle. Poi alla fine lui è uno che comunque legge tutti, dà parecchio importanza alla chat, quindi è bello stare in live da Cartal, perché comunque te calcola. Perché c'è sta gente che sta in live ma non guarda minimamente la chat, quindi è soddisfacente stare nelle live di Cartal. E io pure preferisco Real. Io ho 2 squadre spagnole preferite, il Real e il Valencia. Sono le mie 2 squadre spagnole preferite. Poi vabbè, no, so 3 in realtà. So Real, Valencia e Real Sociedad. Ciao DM, buona cena. Penso che tra un po' vado anch'io. Altri 5 minuti e vado, dai. Giusto per fare un'ora e mezza para de live. Comunque non so se vi è piaciuta la live serale, nel caso si ripropone. Pure il Siviglia non è male. L'Atletico Madrid è diventato un po' troppo inflazionato, non mi piace. Comunque ragazzi, mo stiamo in 5, lo chiedo a voi 5 che siete qua in live. Mi era arrivata una specie di richiesta per quanto riguarda le live, ovvero il fatto di poter fare delle live con voi presenti. In che senso? Fare delle live. Ciao Alessandro, non con StreamYard, che è un programma per fare live, e sostanzialmente invitare quelli presenti nella chat tipo per 5 minuti per confrontarci su alcuni argomenti. Io non so se a voi potrebbe interessare una live del genere. Sarebbe carino da fare, anche per magari portare qualcuno sul canale che non sia solo e soltanto io. Dare parola concretamente anche a voi, ecco. Non ti preoccupare, Ale. Se ce ne sarà l'occasione, volentieri. Però bisogna, cioè, devo anche vedere il furor di popolo cosa dice, ecco. Perché se a molti non interessa e vogliono una live classica come sempre, è inutile farlo. Però comunque volevo più o meno sondare il terreno per capire se è buona come idea o meno. Pure te non puoi. Ok. Allora la prendo per un no. La prendo per un no, ok. Vedremo se farlo o meno, Ale. Vedremo. Vedremo. A me si parla del Cagliari e del calciomercato del Cagliari. Quello assolutamente. Ci stanno tanti altri canali che parlano di tutte le squadre, Juve, Inter, Milan. Io tenderei sempre a parlare sempre e soltanto del Cagliari, perché delle altre squadre ci pensano a parlare gli altri. A noi ci pensiamo noi.
Spazi dell'Inter, del Milan, da Juve, da Roma, da Lazio. A me mi interessa del Cagliari. Il resto lo lascio all'altri. A me basta che ci sei tu. Vabbè, sostanzialmente lo sto a prendere tutto come un no, più o meno. Vabbè, poi vedremo se farla o meno, dai. Vedremo. Oddio, scusate se ho colpito il microfono. Due minuti e si chiude, ragazzi. Due minuti e si chiude. Mica sono arrabbiato, Perché dovrei essere arrabbiato? Fine primo tempo al Bentegodi. Quindi il primo tempo è finito 2-0 per Chievo, giusto? Rigore per il Napoli. Almeno possono mettere la partita di nuovo in carreggiata. Batte Mertens sull'angolo sinistro. Rasoterra. La butto lì. Se lo fa veramente mi sento male. Ok, quindi 2-0 al Bentegodi. Cragno all'Inter? Così dicono. Così dicono. Staremo a vedere. Spero di no. Spero di no. Già che batte Insigne ho sbagliato. Vabbè, almeno fanno un golletto, dai, faglielo fa. Oddio. Vabbè, regà, famola finire qui la live che un'ora e mezza è passata. Io vi ringrazio per avermi fatto compagnia e magari un giorno di questi ci ribecchiamo con una live serale, perché no? Un bacione a tutti e alla prossima e sempre Forza Castello. Belli, regà.